Dal 1° luglio al 3 settembre si terrà a Palazzo Tadei a Spilimbergo, nell'ambito della rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia, la mostra di Mattia Balsamini, Live to Learn. Balsamini ha lavorato come assistente di David LaChapelle, attualmente insegna fotografia allo UAV di Venezia, all'OIED di Torino e si dedica a progetti di ricerca con Fernway, un collettivo artistico che unisce fotografia, progettazione grafica e social studies. In mostra saranno presenti molti dei suoi più famosi ritratti, realizzati a celebrità del mondo dello spettacolo e dello sport. Il premio Friuli Venezia Giulia Fotografia, riservato a un autore della regione, viene assegnato al giovane fotografo come riconoscimento del suo originale spirito creativo e della raggiunta maturità artistica. Le sue immagini si contraddistinguono per la particolare attenzione all'evoluzione del linguaggio visivo contemporaneo e danno concretamente prova della necessaria apertura internazionale. Sono molto felice di essere qua e di aver avuto la possibilità intanto di esporre, ma soprattutto di essere selezionato, di essere stato scelto e valutato come autore della regione, nonostante insomma nel tempo, cioè il tempo in cui ho lavorato in questa disciplina non è moltissimo, perché in realtà sono 5 anni che professionalmente lo faccio di mestiere. La sede, la possibilità di esporre qui, la scelta della sede, delle stanze, di tutto quanto è tutto molto ambizioso, sono emozionatissimo. Oggi vedo le stampe per la prima volta, cioè ci sono tante cose, elementi in gioco e insomma è un bellissimo momento. Sono veramente molto grato a tutti quanti al CRAP per questa possibilità. In secondo luogo invece il motivo, cioè è stato molto difficile in qualche modo condensare anni di lavoro fatti su commissione e condensarli in una mostra, perché mi lasciava sempre molto perplesso l'idea di fare una sorta di best of di immagini senza un reale filo conduttore. La cosa che ho analizzato poi ho scoperto nel tempo è che, dato che il mio lavoro è molto pilotato da quello che mi viene chiesto, cioè mi piace l'idea di in qualche modo soddisfare dei paletti e delle richieste e farli miei e creare un output che sia per me soddisfacente e che rispetti delle mie regole etiche, eccetera. Quello che volevo dire è che ho trovato un filo conduttore nell'idea del viaggio, quindi nell'idea che la fotografia mi ha permesso di fare dei viaggi e fare delle scoperte e fare delle conoscenze che prima della fotografia probabilmente non avrei mai fatto, e quindi abbiamo deciso di dare alla mostra questo titolo che è Live to Learn, e quindi è l'idea di lasciare una situazione o comunque partire per avere la possibilità di imparare, e quindi in questo caso l'ho ricondotto molto al fatto che dall'Italia sono partito per gli Stati Uniti per studiare e mi è stata data questa possibilità di studiare e di imparare e lavorare negli Stati Uniti. In secondo luogo mi è stata ridata di nuovo dalla fotografia la possibilità di viaggiare, di conoscere persone, immedesimarmi in loro, trovare situazioni diverse in cui non avrei mai pensato di ritrovarmi, e quindi la possibilità, appunto, il ruolo della fotografia in questo di spronarti a fare cose che altrimenti non avresti mai fatto, essendo stato io in passato una persona molto pigra, molto comoda, eccetera. Quindi il filo conduttore della mostra è proprio il viaggio e l'idea e la distanza da casa e il territorio in cui sono nato, e quindi ogni immagine presenterà una sorta di chilometraggio, un chilometraggio che è la distanza da casa mia, in questo caso Pordenone, la mia città natale, e quindi sarà indicato, oltre che insomma il titolo e la descrizione, c'è un chilometraggio che indica proprio quanto spazio è stato percorso per arrivare a quel risultato lì. In alcuni casi è un zero, nel senso che sono immagini, io lavoro moltissimo nello still life e mi commissiono dei lavori o faccio della ricerca in casa magari con un fondale, oppure ci sono delle immagini più lontane che arrivano magari dagli Stati Uniti. Questa arriva da Boston, un'immagine che è stata fatta a Boston all'MIT, e quindi in questo caso qui le distanze sono abissali, e quindi mi piaceva l'idea che in qualche modo uno potesse, se non trovare il filo conduttore da un'immagine all'altra, che comunque abbiamo cercato, sono dei riferimenti o visivi o concettuali, diciamo un dialogo tra ogni immagine in ogni sala, c'è un riferimento alla distanza da casa e a quanto si viaggia, quanto ci si sposta per scoprire, diciamo così.
L'immagine di Bebe Vio è un'immagine che è stata commissionata da un magazine che si chiama Wired, che è un magazine con cui ho lavorato da moltissimi anni, è stato in realtà il primo magazine che mi ha dato un lavoro assegnato e sostanzialmente era nata per essere un servizio interno e in realtà poi è diventata una foto di copertina perché hanno deciso che questa storia, la storia di Bebe, rappresentava bene il concetto di quel magazine, o meglio di quell'edizione del magazine in quel mese. L'esperienza con Bebe è stata interessante, nel senso che questa immagine non è stata realizzata in studio, è stata realizzata a casa sua, a Mogliano Veneto. Ci siamo presentati lì con un fondale, ci siamo presentati lì con le luci e abbiamo sostanzialmente ricreato uno studio a casa sua. E la cosa ha facilitato molto il rapporto con lei, nel senso che non dico che non ami essere fotografata, però è comunque ancora, si vede un'esperienza ancora in qualche modo imbarazzante o comunque non totalmente di relax, di agio, e essere a casa l'ha aiutata molto. Insomma avevamo optato mi era stato richiesto di fotografarla in abito bianco e ho deciso io di concentrarmi sul viso e di scegliere un fondale molto chiaro per avere insomma meno toni possibili e di concentrarmi su espressioni più riflessive, quindi in qualche modo abbiamo smesso di parlare, ho smesso di chiederle cose, di chiedere di fare questo piuttosto che di fare quello e abbiamo deciso di lavorare con un ottimo make-up, un ottimo parrucco, in modo che venisse fuori una bellezza che per allora io non avevo ancora mai visto sua, quindi una bellezza matura, però insomma, di ragazza però matura e allo stesso tempo molto elegante. E niente, abbiamo realizzato diverse angolazioni, diverse inquadrature per poi scegliere questa, diciamo, la foto che ho portato qui esposta è la mia preferita, non è quella che è stata pubblicata dal magazine, che è leggermente diversa, però questa l'amo in particolare perché la vedo molto riflessiva, molto silenziosa, molto concentrata e in qualche modo c'è questo ottimo mix secondo me tra la sua bellezza reale e una bellezza in qualche modo alterata dal trucco, alterata dal vestito, alterata dal capello, eccetera, però è comunque lei, quindi c'è questo mix tra lei fragile e lei molto potente come donna di sport, campionessa, eccetera. E, insomma è un'immagine a cui sono ancora molto affezionato e che sono contento di aver stampato per portarla qui.